La mascherina chi opera alla poltrona odontoiatrica in realtà la usa ormai da molto tempo, anche se adesso le cure delle patologie dentali vengono effettuate con addosso la visiera e gli altri presidi di sicurezza, perché proprio per la vicinanza tra medico e paziente e il tipo di intervento, quello odontoiatrico è uno dei reparti più a rischio. All'azienda ospedaliera universitaria di Padova, nel reparto odontoiatrico, le prestazioni nel periodo Covid, come ci spiega il professor Edoardo Stellini, sono state ridotte del 50%. Nessuna specialità dell'odontoiatria è stata bloccata, quindi dalla protesi all'odontoiatria pediatrica, all'implantologia, tutto è continuato chiaramente e si è voluto selezionare sui casi non urgenti, sui casi procrastinabili e sui pazienti non a rischio di compromissione. Il pronto soccorso è chiaramente aperto a tutti, le visite, gli interventi per appuntamento vengono invece selezionati di volta in volta. L'uso di strumenti rottanti che necessariamente generano un aerosol potenzialmente infetto, un paziente senza mascherina con prestazioni prolungate e ravvicinate rendono l'odontoiatria una specialità a rischio. Diversa è la situazione nel reparto di gastroenterologia, dove il lavoro, come ci racconta il professor Fabio Farinati, è addirittura aumentato. Abbiamo anche pubblicato un dato scientifico su questa a dimostrazione che l'attività non era assolutamente ridotta. Ultimamente direi anzi che tende a aumentare perché essendoci una forte pressione sui reparti Covid, c'è una forte pressione non Covid su tutti i reparti che non sono direttamente coinvolti. Quindi ricoveriamo molto di più pazienti di vario tipo, spesso anziani soprattutto.